Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Corsa di cavalli clandestina con uomini armati di Kalashnikov a Palagonia. La criminalità non teme di mostrarsi, le immagini finite sui social. Dubbi sulla confessione del sedicenne, gli investigatori non credono alla difesa da un'aggressione sessuale, indagano per omicidio volontario. Uccisa a colpi di pistola in faccia al CEP di Palermo, si segue la pista del regolamento di conti nel mondo della droga. Palermo torna in azione la banda dei Kalashnikov, sventagliata di colpi contro una macelleria e una pizzeria allo Zen. Si è spento il sindaco, ma è una minaccia. Trovato al cimitero di Cala Monaci un manifesto funerario contro il primo cittadino nel mirino da anni. Telefonate insistenti e pratiche scorrette, come difendersi dal telemarketing selvaggio. Nostra inchiesta dalla parte dei cittadini contro le trappole di truffe e bollette stratosferiche. A Riposto inaugurata la casa Fratel Leonardo, pertinenza della tenda di San Camillo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. Calcio, si chiude per il Catania il ritiro di Veronello, ieri partitella in famiglia, in campo anche Allegretto, Casasola, Donnarumma e Miceli. Dunque c'è stata una corsa di cavalli clandestina, ma si fa per dire perché gli uomini che facevano il seguito armati di Kalashnikov sparando colpi in aria si sono riprese, le riprese sono finiti sui social. La criminalità a quanto pare non teme di mostrarsi. Desiree Ferlito. Cavalli spinti al galoppo tra le strade della provincia etnea, uomini armati di pistole e persino di Kalashnikov sparano in aria. Una criminalità sfrontata che non teme di mostrarsi, immagini shock che riportano indietro la Sicilia agli anni più bui della zoomafia. Siamo a Palagonia, nel Catanese, dove secondo quanto denunciato dall'animalista Enrico Rizzi si sarebbe svolta qualche giorno fa l'ennesima competizione illegale organizzata nell'ombra della criminalità. A seguire la gara clandestina un gruppo di centauri armati, quasi a blindare il percorso, esplodono colpi d'arma da fuoco in aria, in un clima che, denuncia Rizzi, rappresenta una sfida aperta allo Stato. Un fenomeno che, nonostante sequestri, arresti e operazioni delle forze dell'ordine, continua a riaffacciarsi ciclicamente in Sicilia. Dietro le corse clandestine, secondo gli investigatori e associazioni animaliste, un sistema fatto di scommesse illegali, intimidazioni e sfruttamento degli animali. Di quanto sia diffusa questa prassi lo dimostrano anche la segnalazione di ieri con 2 pony costretti a trainare i calessi per una corsa clandestina. La segnalazione alla polizia è stata fatta da una donna che li ha visti passare nella zona del cimitero di Catania. La polizia è intervenuta subito bloccando i calessi e anche alcuni degli scooter che facevano da seguito, uno dei quali era senza assicurazione, è stato di fermo. Scoperte anche 2 stalle abusive nel quartiere San Cristoforo, quelle che vediamo in queste immagini. 2 pony privi di microchip sono stati trasferiti in un'azienda autorizzata. E veniamo alla cronaca, non la difesa da un'aggressione sessuale ma un omicidio volontario. Gli investigatori non credono alla confessione del sedicenne, a convincerli ulteriormente sarebbe stata anche l'analisi sull'arma del delitto. Sentiamo Manlio Viola. Non un omicidio di impeto, ma volontario, e non c'è dimostrazione alcuna dell'aggressione sessuale raccontata dal sedicenne reo confesso del delitto. Crescono i dubbi degli inquirenti sul movente dell'omicidio di Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni, ucciso nella sua casa di via Buonpensiero nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. A insinuare questi ulteriori dubbi sulla versione fornita dal giovane, attualmente ristretto nel carcere del Malaspina di Palermo, gli accertamenti sull'arma del delitto, un tubo metallico con il quale il ragazzo avrebbe fracassato il cranio della vittima. Il minore dice di averlo trovato sul posto, ma secondo gli investigatori invece lo portava con sé. L'assassino reo confesso poi ha parlato di 3 colpi, ma secondo i primi accertamenti invece avrebbe infierito sull'uomo più volte, anche quando era già a terra. Resta poi il buco di almeno 12 ore nel racconto. Pietro De Luca sarebbe morto venerdì mattina e il suo assassino racconta di essere rimasto col cadavere tutto il giorno prima di consegnarsi alla squadra mobile e confessare solo a mezzanotte, ma in quel lasso di
di tempo dal telefono della vittima ormai morta sono partiti SMS all'indirizzo della moglie. Tanti passaggi da chiarire che messi insieme formano un piccolo mistero intorno al movente che non sembra essere assolutamente l'aggressione sessuale raccontata dal minore. Poi c'è l'altro omicidio, quello avvenuto al CEP di Palermo. La pista privilegiata in questo caso è quella del regolamento di conti nel mondo della droga. Marco Gullà. Placido Barrile potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti nel mondo dello spaccio della droga. È la pista al momento privilegiata che seguono gli investigatori sull'omicidio del 34enne palermitano freddato con 5 colpi di pistola ieri al CEP. I carabinieri del reparto operativo hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto successo. Barrile, che aveva precedenti per rapine e spaccio di droga, è stato freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso e alla testa. Un'esecuzione che non gli ha lasciato scampo. Durante la notte sono stati interrogati i familiari della vittima che vediamo in queste immagini, in lacrime sul luogo del delitto. I primi a precipitarsi nella zona sono stati, oltre ai parenti, anche gli amici di Lino Celesia, il giovane ucciso fuori dalla discoteca NOC 3 di via Pasquale Calvi la notte del 21 dicembre del 2023. I due erano infatti amici. Gli investigatori lavorano anche sul possibile collegamento tra l'omicidio dell'uomo e la sparatoria avvenuta in questi giorni prima in via Don Minzoni e poi in via Montalbo, dove sono rimasti feriti Danilo Dignoti, il bersaglio dei killer, e una donna per errore. E intanto, a parte i 2 omicidi, si continua a sparare. C'è stata infatti una nuova intimidazione contro 2 locali del quartiere Zen. Ancora Maglio Viola. Da Sferracavallo allo Zen, 2 quartieri diversi, una borgata marinara il primo, un quartiere dormitorio di case popolari il secondo, eppure entrambi ricadono dentro il medesimo mandamento mafioso, quello di Resuttana San Lorenzo, una circostanza da non sottovalutare. È proprio qui che i giovani di Cosa Nostra stanno imponendo il proprio predominio, ne sono convinti gli inquirenti e la notte di fuoco appena passata ne darebbe l'ennesima conferma. Ancora un mitra sovietico in azione, ancora una sventagliata di colpi di Kalashnikov, stavolta contro una macelleria e una pizzeria del quartiere Zen. L'intimidazione è avvenuta in piena notte in via Luigi Einaudi. È una sequenza infinita quella delle intimidazioni, iniziata a novembre scorso con le bottiglie incendiarie lasciate in 5 locali di Sferracavallo e continuata con colpi di mitra contro attività commerciali. Gli inquirenti hanno il video della sparatoria del 9 aprile contro un'auto rimessa di Tommaso Natale. Adesso stanno cercando le immagini anche della sparatoria di stanotte. La pista è quella del racket. Le armi usate invece riportano alla leggenda dell'arsenale segreto mai rinvenuto della famiglia Lo Piccolo. E adesso si muove anche la politica. Per gli esponenti di Fratelli d'Italia la situazione è inaccettabile e serve uno Stato che sia percepito come presente, mentre i 5 Stelle hanno chiesto al prefetto un posto di polizia aggiuntivo a Sferracavallo. Tentativi di riportare il sereno nella comunità della zona nord della città di Palermo che si sente sotto assedio. E si spara anche a Catania. Un uomo di origine tunisina è rimasto ferito alla gamba in via Zolfatai, la zona della Movida vicino alla stazione. La lite all'interno di un locale fra un gruppo di ragazzi italiani e un gruppo di stranieri. La discussione è continuata in strada dove qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha sparato un colpo. Il proiettile ha raggiunto la coscia dello straniero, per fortuna in maniera lieve. E ancora minacce, macabre minacce contro il sindaco di Cala Monaci, Pino Spinelli. L'ultimo episodio riguarda un manifesto funebre di quelli usati per annunciare la morte di una persona ritrovata al cimitero. Nuova intimidazione contro il sindaco di Cala Monaci, Pino Spinelli. Questa volta la minaccia è ancora più pesante. Stamattina un operatore ecologico ha rinvenuto, davanti all'area cimiteriale del paese, un necrologio con il nome del primo cittadino e la falsa notizia della sua morte. Sul manifesto comparivano la foto del sindaco e la scritta «Si è spento a 58 anni il signor Pino Spinelli», seguita dalla formula tipica degli annunci funebri, con il riferimento alla giunta comunale e ai familiari che ne fanno il triste annuncio. Spinelli ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari hanno sequestrato il manifesto e proseguono le indagini sulla lunga serie di episodi intimidatori che, ormai da anni, prendono di mira il sindaco del piccolo centro agrigentino. Negli ultimi 4 anni il primo cittadino ha già ricevuto 5 lettere contenenti minacce di morte e diversi messaggi intimidatori. Solo negli ultimi giorni si sono registrati nuovi atti minacciosi che hanno riacceso tensione e preoccupazione in paese. Eletto nel 2018 e riconfermato nel
nel 2023, Spinelli ha più volte ribadito di non voler arretrare di fronte alle intimidazioni e di sentire vicina la presenza dello Stato. Ma chi agisce nell'ombra sembra voler alzare ancora il livello dello scontro con messaggi sempre più espliciti e inquietanti. Da Cala Monaci intanto arriva una forte presa di posizione da parte dei cittadini. Minacciare un sindaco, dicono, significa colpire tutta la comunità onesta. Solidarietà anche da amministratori e istituzioni del territorio, mentre resta massima la fiducia nel lavoro dei carabinieri impegnati a risalire agli autori delle intimidazioni. Un motociclista 48enne, Domenico Smeraglia di Ribera, in provincia di Agrigento, è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Secca Grande. L'impatto fra la moto di grossa cilindrata e un Audi si è verificato su lungomare. I sanitari dell'elisoccorso del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Ed è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Cristina di Palermo il bambino di 10 anni di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal primo piano di una palazzina dove vive la nonna ad Agrigento. I medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il bambino è arrivato dopo i primi soccorsi, hanno diagnosticato fratture vertebrali e contusioni polmonari, un quadro grave che ha imposto il trasferimento. Telefonate sempre più insistenti e pratiche scorrette. Come difendersi dal telemarketing selvaggio e dalle insidie che si nascondono dietro le proposte commerciali per le utenze del mercato libero. Ce lo spiega Emanuela Corsi in questa inchiesta. Il mondo del telemarketing non conosce più limiti e regole. Le telefonate insistenti che riceviamo ogni giorno non solo sono moleste, ma sempre più spesso nascondono delle insidie. La prassi è questa: un operatore, in possesso di tutti i dati del cliente, si spaccia per il suo gestore ed invece propone un cambio con un altro. Da un lato l'aggressività delle modalità, dall'altro l'ingannevolezza. E sono entrambe delle pratiche in base alle quali il consumatore viene indotto a effettuare una scelta di natura commerciale che altrimenti non avrebbe mai compiuto. Sono sempre più frequenti i casi di operatori scorretti che mettono in piedi dei veri e propri raggiri. Nella telefonata informano il cliente che ci sarà un disservizio nella fornitura di energia elettrica, gas o internet, ma che loro stessi provvederanno a risolvere il problema appoggiandosi solo per pochi giorni ad un altro gestore, e propongono anche un risarcimento di 70 euro. In realtà, una volta estorto il consenso, l'utente ha firmato un contratto con un altro gestore. Attenzione, il cittadino può contestare sia le modalità del tutto illegittime di stipulazione del contratto, sia il merito delle pretese economiche dei costi che sono contenuti nella fattura. Quello che vi mostriamo è soltanto un esempio di una bolletta emessa da un gestore del mercato libero per la fornitura di energia elettrica che attraverso una pratica scorretta ha stipulato un contratto con un ignaro utente che si è ritrovato poi a pagare una cifra esorbitante. Questo è l'importo, 178,82 euro per il mese di febbraio 2026. Andiamo a vedere la bolletta. Il consumo è di 64,49 euro, la quota fissa 81,73 euro, alla quale si aggiunge pure l'IVA. Il cittadino potrebbe anche da solo fare una segnalazione all'antitrust dicendo: mi è successo questo, ti chiedo di sanzionare questa società che mi ha messo in atto questo tipo di comportamenti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo con altre notizie. A Riposto è stata inaugurata la casa Fratel Leonardo, pertinenza della tenda di San Camillo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti. Sentiamo Orazio Longo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. È tornata pienamente operativa dopo un importante intervento di riqualificazione la casa Fratel Leonardo, pertinenza della comunità di accoglienza Tenda di San Camillo, a Riposto nel Catanese. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti. Si rimette in moto questo luogo che è dedicato nella nuova casa a Fratel Leonardo. Questo dà la possibilità a tutti di avere più speranza, più
contatto con chi veramente soffre, ma contemporaneamente noi acquisiamo il senso del limite, il senso della fraternità, la costruzione della pace. I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati per il 70% con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e per la restante parte grazie a donazioni. Gli interventi hanno permesso di realizzare 13 posti letto, oltre ad ampi spazi comuni. Nel 2020 la casa era stata data alle fiamme mentre Fra Leonardo Grasso perdeva la vita, ucciso da un ospite della struttura. Può inaugurare la tenda San Camillo dopo 5 anni e mezzo di chiusura, dopo l'uccisione di fratello Leonardo. La presenza della comunità camigliana da Cireale risale al 1700, fondata nel 1993, la tenda di San Camillo rappresenta da oltre 30 anni un punto di riferimento per il territorio. E a Catania nasce la Camera della Musica, un progetto del Conservatorio nei locali di una ex discoteca sequestrata alla mafia. Il servizio. Un'installazione immersiva che restituisce all'ascolto la musica dei maestri dell'Ottocento siciliano attraverso le nuove frontiere dell'elettroacustica. È il traguardo finale del programma 3P in 4D del Conservatorio di Catania, con l'inaugurazione della Camera della Musica, ospitata nella sede della Casa della Musica in via Zolfatai a Catania, nell'edificio un tempo ex discoteca sequestrata alla mafia. Una iniziativa che trova il suo fondamento nel progetto Music 4D, che si afferma come un hub di innovazione per l'intera filiera creativa, ma anche come opportunità didattica. La valenza didattica è enorme, noi possiamo veramente ascoltare la musica da camera, i professionisti, cioè gli studenti dei conservatori, possono ascoltarla così come è stata prodotta, con quelle relazioni di spazio, di profondità del suono che altrimenti non avremmo. Il nucleo tecnologico della Camera della Musica risiede nella tecnica di Riccardo Samperi, un modello di ripresa e missaggio basato sui principi della fisica acustica e della riproduzione ad altissima definizione, permettendo così di localizzare fedelmente gli interpreti nello spazio a 360 gradi. Il senso della Camera della Musica è dare la possibilità dal punto di vista psicofisico di vivere un momento reale in una condizione virtuale. I contenuti digitali dell'installazione propongono le interpretazioni di ensemble d'archi del Conservatorio Catanese dedicate a musicisti conterranei come Giovanni Pacini, Salvatore Pappalardo e Pietro Platania. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi come si è concluso il ritiro blindato del Catania. Siamo al calcio, Serie C, si conclude oggi il ritiro blindato del Catania a Veronello, giovedì possibile amichevole in famiglia contro il Santa Venerina. Tonino De Mana. Un test in famiglia per tastare la condizione per mettere minuti nelle gambe in vista dei play-off. Dal ritiro blindato di Veronello il Catania prepara il rush finale con l'obiettivo di centrare la promozione in Serie B. Un percorso certo non facile visto che la concorrenza sarà agguerrita. In ogni caso gli uomini di Toscano dovranno provarci senza lasciare nulla di intentato. Ieri per esempio il test in famiglia ha dato la possibilità di mischiare le carte con la piacevole novità dei recuperi di Miceli, Allegretto, Casasole e Donnarumma. A segno Caturano e non è cosa da poco, visto che i gol per gli attaccanti sono fondamentali anche nelle amichevoli, in primis per il morale. Il ritiro si esaurirà in giornata, poi il rientro in sede e la ripresa degli allenamenti in vista del secondo turno della fase nazionale dei playoff, andata 17 maggio, ritorno il 20. Il sorteggio del 14 definirà l'avversaria del Catania che da testa di serie giocherà in casa la sfida di ritorno e passerà il turno nel caso di complessivo risultato di parità, niente supplementari ai rigori. Giovedì intanto al Massimino possibile amichevole contro il Santa Venerina, neopromosso in eccellenza. Intanto finisce 1-1 il primo atto della finale playoff del campionato Primavera 3 tra Catania e Latina. Annesima, Laziali in vantaggio dopo 4 minuti con Betti. I ragazzi allenati da Biaggianti creano occasioni da rete e pareggiano con Alessandro Coriolano che trasforma il rigore e poi rende omaggio a Orazio Russo. Sabato 16 maggio, con inizio alle 15 allo stadio Francioni, il match decisivo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso alla rassegna stampa, a tutti una buona giornata e un buon inizio settimana.